Mio papà era un uomo meraviglioso, buono, era tanto affettuoso e guardi, non l'ho mai sentito, benché lavorassi in miniera, lamentarsi mai, non diceva mai. Era il 1950 quando Papa Mario si trasferì in Belgio con la famiglia per lavorare in una miniera. Una storia, quella degli immigrati italiani, che accomuna molte famiglie e che è specchio di un'epoca e del paese. Un viaggio lungo e faticoso, quello per arrivare in Belgio, che ci porta indietro di più di 50 anni. Siamo partiti, siamo arrivati a Milano. A Milano siamo stati 3 giorni sotto la stazione. Ci hanno visitati tutti e dopo siamo arrivati a Namur. Da Namur là è arrivato il papà e ci ha portato al campo del San Nicolà. 8 agosto 1956, una giornata d'estate che per Ilvana e suo fratello sembrava uguale a tante altre, passata nella colonia che la miniera metteva a disposizione dei figli e degli operai, ma che un fumo nero che spuntava dalla montagna ha reso tesa e cupa. Ci sono bambini che il papà lavora al Bois du Casier, sì, abbiamo quelli che c'erano, e ci hanno riuniti tutti. Allora là io ho capito che qualcosa era successo. E quando siamo ritornati alla sera, di solito ci lasciavano là dal tram e la mamma non c'era e ci hanno accompagnati nella baracca. Allora, quando sono arrivata a casa, ho capito che la tragedia era grande, insomma. Hanno aspettato 2 settimane le famiglie dei dispersi, ma a quel punto le speranze di trovare ancora qualcuno in vita si erano spente. Abbiamo aspettato, 16 mesi. È stato... avevamo anche speranze di trovare, però dopo la seconda settimana, fine agosto, un salvatore in italiano ha detto tutti morti e là le speranze si sono finite, insomma. Nonostante la tragedia vissuta, la signora Ilvana è sempre rimasta legata a quel luogo in cui torna spesso, ma quest'anno Ilvana è rimasta a casa perché, per onorare la memoria del padre Mario Piccin, la sindaca di Codogné, Lisa Tommasella, ha inaugurato una targa per non dimenticare il sacrificio di tante persone che hanno lasciato la terra natale per lavorare e dare dignità alla propria famiglia. Sono stati gentilissimi, hanno fatto una cosa bellissima a Codogné.